Ecco, siamo con Ferruccio Azzi, che è responsabile di Udine per Forza Italia, il segretario provinciale. Ecco, segretario, quali sono le direttive per la prima seduta del dopo congresso in pratica, no? Esattamente, la prima convocazione del congresso, dopo il congresso, e stasera facciamo questa riunione dove andiamo a dire quali saranno le direttive per i prossimi appuntamenti elettorali in funzione soprattutto delle amministrative del prossimo anno. Quindi vi preparate sia per le amministrative che saranno a giugno, Anche per le politiche. ma anche per le europee, no? Che saranno sì. un bando di prova molto importante. Mi pare che il leader Tajani ha detto che Forza Italia è in crescita, che c'è di nuovo un interesse per un movimento che fa parte, non dimentichiamolo, del Partito Popolare Europeo. È vero, assolutamente vero, e anche per noi è stata una sorpresa molto molto positiva verificare che il tesseramento ha avuto il risultato che ha avuto. Onestamente non ce l'aspettavamo, ma evidentemente c'è necessità di popolari anche in Italia, di un partito che sia moderato rispetto ad altre forze politiche. Bene, allora segretario, non resta che augurarvi un buon lavoro e naturalmente buon voto. Grazie. Bene. Grazie, arrivederci.